Avvocatori Ponti, un nuovo appuntamento in occasione di un centenario che assume un valore significativo. Qual è il messaggio di questa manifestazione itinerante, se possiamo definirla così? Dunque, questa manifestazione, è il punto d'arrivo di un anno dedicato a Don Mansueto Wietzer e alla sua musica. Abbiamo cominciato il 5 febbraio del 25, era il suo 100° compleanno, lo sarebbe stato, e abbiamo cominciato un anno di eventi musicali, attrezzandoci anche per ricercare qualcosa della sua figura di sacerdote e del suo percorso di fede, oltre che la sua grandiosa musica. E dopo molti concerti arriviamo a chiudere questo anno di celebrazioni e lo facciamo con un brano straordinario, assolutamente inedito. Avevamo prospettato sin dall'inizio di queste celebrazioni annuali e avremmo concluso questo ciclo con un quartetto d'archi che non è mai stato eseguito, dedicato ai 7 vizi capitali. E quest'oggi, per la prima volta in assoluto, la piccola orchestra veneta diretta dal maestro Nadai eseguirà questo tipo di inedito assoluto, questa preziosa opera di Don Mansueto, che in questo anno abbiamo apprezzato tantissimo per la sua grandiosa vocazione musicale, ma anche molto per la sua fede semplice e sempre al servizio dei deboli. Lui era cappellano nelle case di riposo, cappellano degli alpini, aveva la passione di essere vicino proprio alla comunità.